Buongiorno, sono Guido Besti, responsabile agronomia del CIB Consorzio Italiano Biogas. Siamo a Bagnoli di Sopra e per la prima tappa del Biogas Fatto Bene Days. Oggi è una tappa completamente in campo, parleremo del nostro sistema Farming for Future, vale a dire un sistema di agricoltura sostenibile. Partiremo a far vedere la prima coltura, che è la bietola autunnale, in cui recupereremo le foglie come biomassa per biogas, fino ad arrivare all'utilizzo efficiente del digestato, lavorazione del terreno e semina della seconda coltura. Questo è un sistema, come dicevo, sostenibile, appunto perché ci aiuta a mantenere la fertilità del terreno e avere una migliore capacità di stoccaggio del carbonio, quindi rendere l'azienda agricola molto più sostenibile e utile per la lotta al cambiamento climatico. Il passaggio che stiamo facendo in questi anni con la bietola autunnale si rivolge a tutte quelle persone, quelle aziende che vogliono cominciare un percorso di sostenibilità. La tecnica autunnale di questi anni ci ha migliorato ampiamente l'utilizzo dei fitofarmaci, riducendone ampiamente quelli che vengono fatti attualmente per fare la difesa della cercospora e degli insetti estivi e soprattutto dell'uso dell'acqua. Sono due fattori fondamentali per la prossima PAC, la riduzione dei fitofarmaci e la sostenibilità delle colture saranno gli ambiti importanti che dovremo tenere fortemente saldi per il nostro futuro. La nostra bietola autunnale ha tutte queste caratteristiche e sicuramente non compete assolutamente con quella estiva, che purtroppo deve superare gli stress che arrivano da luglio ad agosto e quindi per forza deve superare quella barriera che di solito è sicuramente ricca di patogeni che per forza devono essere difesi e non sempre abbiamo tutti gli strumenti. È per quello che noi insistiamo molto su questa tecnica. La prossima PAC può essere un impatto, ma la si deve affrontare avendo la sfida giusta e avendo i mezzi. E per fortuna col biogas l'abbiamo, Lorella. Ci siamo messi in casa il digestato e abbiamo il nostro mercato interno. Lo dobbiamo cercare di sfruttare, ma noi abbiamo la possibilità di fare veramente un passo oltre avendo quello strumento, quelle cupolette che ci sono là in fondo, perché ci permette di portare dentro le foglie, ci permette di lavorare il sottoprodotto che eventualmente va allo zuccherificio, perché non a caso abbiamo fatto la manifestazione qui in tenuta di Bagnoli, perché Pontelongo è lì. Queste bietole potrebbero andare dentro a Pontelongo, generare zucchero e riportare in azienda la polpa. Questa è la traccia di una sinergia sul territorio. È quello che deve fare una cultura e deve fare il nostro ambiente. E noi ci siamo preparati per fare questo. La bietola ha questa, diciamo, facilità d'uso. In questi periodi, in questi anni, abbiamo cercato, specialmente noi come SES Vanderave, di trovare la possibilità di fare altre coltivazioni della bietola, perché sapete che tradizionalmente è primaverile. La bietola autunnale veniva fatta nel sud Italia da circa 10 anni, e qui ci sono alcuni dei miei colleghi che mi hanno aiutato a conoscere meglio la cultura e aiutare i genetisti a fare il materiale. Ci hanno portato ad avere in questi giorni questi prodotti. Questa è una bietola da zucchero, quella è una bietola da biogas. Purtroppo ho preso la grandinata e quindi comprendete che se nel vigneto ho preso il 35% non è che lei abbia il paracadute, ha dovuto rifarsi il parco fogliare e ha avuto quella radice che è lì. Però a Bologna queste sono le bietole che potrebbero dare già oggi il zuccherificio, per dire, o ai primi di luglio, senza aver fatto irrigazione e senza aver fatto i trattamenti alla cercospora. Questo vuol dire fare anche un percorso sostenibile. La nuova PAC ci dice che ci dobbiamo scordare di fare quei tipi di trattamenti, ci toglieranno i prodotti. Questo è il tipo di prodotto che ci porta ad avere questo atteggiamento, la bietola autunnale. Vi ho marcato in azzurro
quelle che sono le aree che di solito sono occupate dallo zuccherificio, cioè la destinazione alla trasformazione industriale allo zucchero che abbiamo praticamente nei vari territori. Potrebbero essere oggi, già a metà luglio, perché la bietola biologica, sapete ormai in Italia abbiamo 2500 ettari di bietola biologica, abbiamo l'apertura già a metà di luglio e possiamo arrivare fino al 20 di ottobre. Già qui gli agricoltori sono un po' arrabbiati di avere il prodotto in campagna. E questa è, diciamo, l'organizzazione eventualmente di una cultura autunnale che può anche essa, come vi ho detto prima, entrare in fabbrica quando la fabbrica è disponibile alla lavorazione. Tutta la bietola, diciamo, a coltivazione classica primaverile, e quest'anno cominciamo anche con la nuova coltivazione estiva per avere la raccolta della bietola prima della cultura primaverile classica. Non come diciamo l'ipotetica seconda cultura soia o mais di questi giorni, ma cominciare col periodo classico. Quindi vi voglio dimostrare che c'è un'utilità enorme di questa coltivazione. E l'altra cosa interessantissima, che in parte la vedrete in campo, abbiamo cercato di sfruttare la possibilità di raccogliere tutta quella massa verde che è lì sopra, che già oggi, Piero, è dentro alla casellina sottoprodotto per il biometano avanzato. Non si sa mai che succeda qualcosa, che insomma usiamo tutto questo ben di Dio, ma la cosa bella di quello che ci dobbiamo riconoscere e dobbiamo cominciare a percorrere è questa strada, l'utilizzo del suolo, la fase 7. La fase 7 secondo me è fondamentale e la possiamo fare se abbiamo la sostanza organica, i sistemi nuovi che ci permettono, e ci permette anche, diciamo, il sistema generale di acquistarli, perché se acquisti un sistema innovativo hai un certo vantaggio e quindi bisogna riconoscerlo. Ci spingono di lì, approfittiamo di questo, e la bietola qui dentro ci sta e ci permette di utilizzare al meglio, diciamo, in qualsiasi luogo, perché oggi parliamo, siamo Bagnoli, ma ci sono amici che potrei raccontargli la stessa cosa ad Ancona o a Grosseto e dirgli: metti dopo la bietola quello che ti viene più comodo, non si sa mai che venga la cultura, ma una cultura interessante per il mercato. La nostra logica, come dicevate prima, è trovare l'ambito food al centro, sempre, perché quella cultura deve essere messa nelle condizioni di esprimere il meglio e utilizzare al meglio quelli che ci fanno da tampone. Qualcuno ieri diceva: ma le bietole potevano essere più belle. Ah certo, ma oggi non potrei seminare il mais. Se io quelle bietole che ho su in Friuli le raccolgo ai primi di luglio, perché sono organizzati diversamente, sono partite più piccole, è chiaro che arrivo sicuramente. Il grande vantaggio che la bietola a confronto al cereale è che la bietola sicuramente non si ferma, continua a crescere. Il cereale arriva a maturazione e dopodomani il triticale è ora che tu lo raccolga, o se no va a altra destinazione. La bietola no, la bietola può star lì, e ve l'ho voluto indicare perché abbiamo periodi inesplorati. Tanti impianti, adesso Treviso, che abbiamo fatto il percorso lo scorso anno, abbiamo fatto altri impianti a Lignano, hanno le raccolte che vengono portate tranquillamente d'inverno, perché abbiamo degli inverni folli, o hai piovosità in ottobre, poi per 3 mesi non piove più. Ma se ci andiamo a preparare un letto di semina, ma puoi andare a fare anche una raccolta, c'è da cambiare un pochino il nostro modo di approcciarci, e la bietola, vi garantisco, ha la capacità di portarvi in un ambiente veramente interessante. L'altra cosa bella, se entrate in questo campo, non è un campo che ha ospitato un triticale, qui potete fare una semina diretta. Ovviamente qui è passato una macchina un po' pesantina, ha fatto un danno, ma lo comprendete che voi, la logica non era quella. Abbiamo le super macchine che oggi faranno delle robe stratosferiche, ma vi garantisco, un terreno che è stato lasciato, come vedete là avanti, è un terreno che si può fare direttamente una semina, che non ci sono problemi. Questo è quello che può fare la bietola e siamo già in grado di farlo. E la cosa che vi dicevo, cominceremo con la semina estiva, già qui in tenuta ne avremo a Treviso, ne avremo in Friuli, ne avremo nel Bolognese e a Rovigo, quindi avremo varie zone che faranno la bietola estiva e cominceremo a fare le raccolte, arriveremo a fare le raccolte prima dell'emissione praticamente della stone e della parte che va a emissione fiorale.
Per chi non lo sapesse, per forza la bietola emette quest'asta, è una pianta biennale, il secondo anno quando gli stimoli emette praticamente l'asta che difende e fa il figlio, ecco, questo è logico. In questo caso le bietole erano spettacolari fino al 13 di maggio, questa maledetta grandinata ha compromesso, potete vedere anche il parco fogliare che è rimasto sotto, e la pianta ha rigenerato tutto quel ben di Dio in 20 giorni, cioè è veramente una cultura che ha una forza impressionante e ama molto praticamente questi terreni, e la si può fare ormai con le varietà che abbiamo in queste zone. Come vi ho detto prima, vogliamo rappresentarvi circa 1 metro quadro di produzione. Potete poi vederle, le bietole verranno raccolte, ci sarà la macchina che farà chiaramente la raccolta delle foglie e della barbabietola singolarmente. La cosa secondo me che deve essere tenuta presente quando facciamo la bietola autunnale, la scelta del terreno, direi che la pianura padana è tutta adatta, non ci sono problemi, questa coltivazione, ripeto, veniva fatta al sud. E quindi qui da noi grandi problematiche non ci sono. Coi terreni che provengono da questo tipo di concimazione organica, basta un passaggio, non serve l'aratura, dobbiamo conservare l'umidità, un passaggio con una ripuntatura e un passaggio con un erpice rotante per affinare velocemente il terreno. Si deve andare a seminare queste varietà al nord, specifico al nord dal 15 al 30 di ottobre. Se andiamo al centro Italia possiamo arrivare fino al 20-25 di novembre, è molto più elastico il periodo. Perché vi do queste date fascia? Perché se io semino prima posso andare a incidere moltissimo sulla prefioritura. Oggi con le varietà che abbiamo da mettervi a disposizione non possiamo dar fuori questa gabbia. Man mano cresciamo, man mano miglioriamo le varietà, ma credo che sarà ben difficile se non abbiamo qualche altra tecnologia. Con questo tipo di tecnologia di riproduzione questo è il limite. Concimazione. Se noi facciamo concimazione di digestato, l'unica cosa che consiglio di fare 60 unità circa di azoto, 100 massimo, ma se vedete che la coltivazione, ma dopo i tecnici vi possono dare una mano, quando siamo all'uscita praticamente dall'inverno, stop. Tutto quello che viene a forzare la pianta porta la pianta rapidamente a montare a seme. Vi ho spiegato prima, già questo fatto di aver avuto la semidistruzione dell'apparato fogliare ha portato la pianta a salvarsi. E il diserbo sono miscele disponibili ancora per un bel po' di tempo sul mercato, sono di basso costo e vanno a coprire tutte quelle che sono le problematiche autunnali della barbabietola. Quando abbiamo l'interferenza con le piante estive, che sono quelle che più ci danno dei problemi, la pianta va a coprire, non c'è più bisogno di fare diserbi di post-emergenza. Questo è il grande vantaggio che ha questa cultura. Consiglio ampiamente le sarchiature, perché danno sempre un gran vantaggio. Sarà la tecnica, penso la prossima volta, Guido, dovremo portare un po' di macchine per fare una lavorazione di diserba del diserbo meccanico, che penso sia la nuova frontiera che dovremo affrontare anche col consorzio biogas. E queste macchine permettono veramente di fare un lavoro eccellente, soprattutto in quelle fasi di fine inverno. Si può fare anche le sarche di calzatura, questo è uno strumento che abbiamo fatto, è stato utilizzato soprattutto dal Coprobi negli ultimi anni, l'ha potenziato ampiamente ed è una tecnica che aiuta moltissimo la pianta ad avere meno bisogno di irrigazione, anche se andiamo a raccoglierla in questi momenti. Se la pianta va raccolta ovviamente a luglio, fine luglio, è chiaro che questa sarca di calzatura è necessaria. Prefioritura. Allora, i giorni scorsi erano presenti i tecnici, gli operatori che fanno il taglio delle prefiorite della KWS, perché è il problema praticamente dell'emissione del polline e degli incroci con le piante che vanno a produrre seme. Fate attenzione, questa è una tecnica di produzione che non andrebbe fatta nelle zone classiche di moltiplicazione, che sono soprattutto quelle della Romagna. Quindi lì lo sconsiglio, perché è sicuro che la pianta vada a seme, uno o più soggetti sicuramente ci va, quindi non andiamo a mettere a rischio la grande produzione di seme di qualità che viene fatta in Italia.